Intanto mi presento, sono Mario Genero del Meetup di Beppe Grillo di Udine e questa sera il tema, come sapete, sarà quello della gestione dei rifiuti, dell'incenerimento dei rifiuti e delle sue conseguenze sulla salute e delle soluzioni pratiche che si possono trovare appunto al problema dei rifiuti. Di questi argomenti ne tratteranno il dottor Gustavo Mazzi, che è venuto da Pordenone, è medico, vicepresidente regionale dell'ISDE, i Medici per l'Ambiente, e l'assessore Ezio Orzes del comune di Ponte nelle Alpi, a cui farei già un applauso perché è stato premiato il suo comune come miglior comune in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti. E quindi abbiamo l'onore di avere subito fresco di premiazione qui con noi a raccontarci come il suo comune ha cambiato la gestione dei rifiuti. La signora Poli, che è stato uno degli ospiti che per noi era il più atteso, non è riuscita a venire perché per una buona notizia, ovvero che il centro di riciclo di Vedelago inaugurerà un nuovo impianto in Sardegna, e quindi lei è andata a inaugurarlo. Vedremo se riusciremo a intervistarla telefonicamente e in ogni caso manderemo un video in cui lei ha descritto al meetup di Beppe Grillo come funziona il suo centro di riciclo appunto a Treviso. Ringrazio tutti voi per essere qui e ringrazio in particolare il sindaco di Udine, il signor Onsel, il sindaco di Campoformido, Andrea Zuliani, Luciano del Cordicom, WWF, il comitato degli arrabbiati di Fanna di Pordenone che protestano per il no all'inceneritore, il comitato di San Gottardo di Udine, il comitato di Povoletto e tutti i grillini che da tempo organizzano queste conferenze. Vi auguro una buona conferenza e vi annuncio questo numero 345 067 1953 che vedete anche sul monitor. Se non sbaglio potete mandare un messaggio a questo numero e vale come domanda per i relatori, giusto? E dà priorità l'SMS a chi... No? Priorità alle domande dirette dopo leggiamo gli SMS. Ah, ok. In caso dopo le domande leggiamo gli SMS. Okay. Buona conferenza e direi che possiamo iniziare con l'assessore Orzes che ci presenterà appunto quanto fatto dal comune di Ponte nelle Alpi. Buonasera a tutti, vi ringrazio dell'applauso. Insomma, tra l'altro questa è la prima uscita dopo questo riconoscimento di Legambiente, che è stato per noi sicuramente importante, non tanto per diciamo, la patacca da portare a casa, quanto perché sicuramente aumenta anche il senso di orgoglio della nostra cittadinanza, che vede riconosciuto un lavoro importante fatto veramente in maniera condivisa da tutta la popolazione in questi ultimi anni. Io inizio subito raccontando un po' quella che è la nostra storia, la storia del nostro comune che ha avuto un cambiamento tra l'altro molto, molto recente. Qui presentazione. Come si fa a mettere la... Ci siete? Sì. Ecco, raccontando un po' quella che è la storia del nostro comune e innanzitutto raccontandovi dove eravamo prima di pensare di cambiare modalità di raccolta. Qui il testo? Allora, nel 2006 il nostro comune aveva il 23% di raccolta differenziata e una produzione di rifiuti pro capite di 348 kg, per cui ogni cittadino produceva in un anno 348 kg di rifiuti indifferenziati che andavano poi smaltiti in discarica. Ma scattare no, perché... Ok. E... Ecco, tra l'altro non era molto facile pensare di cambiare, di modificare il sistema, perché la nostra amministrazione era appena subentrata e l'amministrazione precedente aveva appena fatto anche ingenti investimenti
proprio in un metodo di raccolta, estendendo il metodo di raccolta di prossimità, per cui con acquisto di nuovi mezzi molto grandi, di piazzole ecologiche con cassonetti di grande dimensione. Era ancora più difficile appunto perché questi investimenti erano stati fatti da poco, avevano prodotto dei risultati molto scarsi, però di fatto erano ancora in ammortamento dall'amministrazione precedente. Purtroppo però la situazione che noi registravamo era questa: sulle strade le nostre piazzole, soprattutto in aree limitrofe a strade ad alta densità di traffico, si trovavano spesso in queste condizioni, delle piccole discariche sostanzialmente sparse su tutto il territorio. Sicuramente era penalizzato in alcune aree del nostro comune il paesaggio, e questo è stato anche uno dei motivi, insomma, questa mancanza di decoro a cui purtroppo molto spesso nelle nostre città ci si abitua perché le abbiamo sempre sotto gli occhi, è stato sicuramente uno dei motivi che ci ha spinto a cambiare metodo. L'altro è un'analisi prettamente di tipo economico. Questo è il costo di smaltimento del secco indifferenziato in discarica. I dati che vedete sono dal 2003 al 2006, voi vedete questa linea in ascesa. Sostanzialmente noi spendevamo 230.000 euro a smaltire il secco nel 2003, eravamo arrivati a quasi 450.000 euro nel 2006. Tra l'altro una voce di costo che incideva in maniera sempre più significativa nel costo complessivo del servizio di igiene urbana, che per semplificare si può suddividere in due macro voci. Una è il costo della raccolta, per cui mezzi, uomini, e l'altro è proprio il costo relativo allo smaltimento. Il costo dello smaltimento, in questo caso impianto di selezione a valle della provincia di Belluno e discarica, incideva progressivamente nel costo totale del servizio in maniera sempre più rilevante. Incideva nel 2003 nella misura del 37% e di oltre, anzi il 57% nel 2006. Perché questo è un dato importante? Perché sostanzialmente questa voce di costo così significativa era fuori dalla possibilità di controllo da parte dell'amministrazione comunale, nel senso che la società che gestiva la discarica segnalava continuamente degli aumenti che ribaltava a sua volta all'amministrazione comunale e conseguentemente poi veniva riflessa anche sulle bollette dei cittadini. Per cui una scelta importante era innanzitutto quella di diminuire la dipendenza da questa voce di costo, sostanzialmente essere meno dipendenti dall'utilizzo degli impianti per lo smaltimento, in questo caso la discarica. Adesso non vi sto a tediare sulle varie voci che compongono i costi di smaltimento in discarica, ma insomma vedete in questo caso è aumentata dal 2003 al 2007 addirittura di oltre il 52%, e ve ne segnalo però solo come tendenza, perché è evidente che i costi di smaltimento, siano questi relativi allo smaltimento in discarica, siano questi relativi agli impianti di incenerimento, sono in un trend di costante aumento. Per cui di fatto accade che quando si presentano per esempio progetti di inceneritori, spesso si enunciano in queste prime fasi, diciamo, dei costi competitivi rispetto alla discarica o ad altre forme di riciclo. Immediatamente quello che si vede poi a livello nazionale è che c'è un riallineamento di questi costi verso l'alto, perché è evidente poi che questo tipo di soluzioni, che hanno dei costi di investimento molto importanti, necessitano di quantità costanti di rifiuto in ingresso. E questo, come possiamo ben capire, è un aspetto molto pericoloso, perché se noi partiamo nel progettare una soluzione, dico su macro aree, della questione dei rifiuti, progettando un impianto di smaltimento, e lo facciamo a partire da una fotografia dell'esistente, e per cui tariamo un impianto sulla quantità di rifiuto indifferenziato presente in quel momento, blocchiamo automaticamente qualsiasi evoluzione dei sistemi di raccolta differenziata, perché questi impianti dovranno per forza di cose, per mantenersi dal punto di vista economico, avere la capacità di smaltire, per cui avere a disposizione quella quantità di rifiuto indifferenziato.
E questo è un meccanismo che molto spesso viene sottovalutato, lo dico anche a livello decisionale sicuramente di province e di regioni, ma è il meccanismo che spesso ha inchiodato l'evoluzione di sistemi di raccolta differenziata in tutta Italia. È un elemento dal punto di vista strategico assolutamente sbagliato, perché la cosa da fare è innanzitutto fare la raccolta differenziata e portarla al massimo livello possibile, poi si ragiona sulla parte residuale e vedrete a partire dalla nostra esperienza che quando parliamo della parte residuale stiamo parlando veramente di poca cosa. Qual era invece la situazione nel Veneto? Questa è una cartina del Veneto riferita all'anno 2006, adesso la stiamo rielaborando con i dati del 2008 e vediamo che c'è un'evoluzione in positivo, cioè c'è un trend in positivo di comuni che passano nel Veneto da sistemi di raccolta di prossimità, per cui cassonetti, campane, eccetera, a sistemi di raccolta porta a porta. Il verde corrisponde ai sistemi di raccolta porta a porta, scusate, il colore diciamo, evidenzia i sistemi più o meno spinti, ma di fatto vedete che c'è una grande quantità di comuni che si stanno spostando verso i sistemi di raccolta domiciliare. E anche questo è un aspetto assolutamente importante, a un livello di pianificazione che dovrebbe essere quello della regione, perché se sul territorio si crea una filiera di recupero e di riciclo fatta di impianti, adesso questa sera non c'è la signora Poli, però insomma nel Veneto si sono strutturate delle aziende che dal punto di vista professionale sono a un livello assolutamente molto elevato, di fatto si crea anche un indotto successivo e questo contribuisce a riciclare un gran numero di materiali in maniera opportuna, ma soprattutto a creare anche una struttura, una filiera di recupero che poi si traduce in nuova occupazione, eccetera. Beh, adesso questa è un'analisi fatta sui 581 comuni del Veneto, scontata, si può dire, nel senso che si vede da questo grafico che sostanzialmente i migliori livelli di raccolta differenziata si ottengono nei comuni o tra i soggetti gestori che applicano il porta a porta spinto. Questa invece era la nostra situazione nel 2006, avete visto prima quella della regione, questa è quella della provincia di Belluno, eravamo la coda sostanzialmente del Veneto e questa era quella del comune di Ponte delle Alpi, per cui noi eravamo veramente la coda della provincia di Belluno, una delle peggiori situazioni del Veneto, quella che avevamo allora ereditato. Era evidente che bisognava cambiare. Noi volevamo innanzitutto, l'avevamo promesso ai cittadini, è stato uno degli elementi forti anche della nostra campagna elettorale, e allora abbiamo promesso di ridurre innanzitutto la produzione complessiva di rifiuti, di aumentare la quota di materiali riciclati, e poi abbiamo fatto una scommessa con i nostri cittadini molto forte, perché se diciamo, c'era una predisposizione verso anche un cambiamento di questo tipo che noi avevamo registrato, però di fatto era molto difficile per noi impegnarsi dicendo che volevamo anche ridurre i costi del servizio. Molto spesso insomma, ormai nessuno più nega che il porta a porta è un sistema che funziona, ma di fatto ci sono molti luoghi comuni attorno al porta a porta, si dice sì funziona ma alla fine costa di più, no? Noi volevamo anche accettare e cogliere questa sfida e dimostrare che alla fine il porta a porta poteva anche essere dal punto di vista economico una scelta assolutamente vincente, e poi volevamo far pagare i cittadini con un sistema che premiasse i comportamenti più virtuosi. E per questo, appunto, in base a quella che era stata la nostra analisi, abbiamo scelto di passare un sistema porta a porta spinto, a una gestione molto puntuale del servizio, e ci siamo avvalsi anche di collaborazioni all'inizio competenti. Il nostro progetto è stato elaborato, ad esempio, dal Consorzio Priula, che è un consorzio che adesso gestisce oltre 22 comuni in provincia di Treviso, e sta tra l'altro accorpando anche il consorzio Treviso 3, parliamo ormai di oltre 50 comuni nell'area della Trevigiana, tutti a un livello oltre il 75% di raccolta differenziata, un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti. Per dire insomma che il porta a porta può diventare anche un sistema di area vasta e anzi quando è fatto in queste condizioni risulta essere anche molto competitivo dal punto di vista economico.
Poi per noi era la prima volta insomma, che il nostro comune si trovava a esternalizzare il servizio, non avevamo la possibilità di fare investimenti direttamente perché legati al patto di stabilità, un meccanismo di cui sentite spesso parlare che però nel nostro caso, pur essendo un comune molto sano dal punto di vista del bilancio, ci penalizzava, perché sostanzialmente interviene nella capacità di investimento dell'amministrazione comunale, e per la prima volta abbiamo deciso di esternalizzare questo servizio a una piccola società nostra, in-house, a completo controllo dell'amministrazione comunale. Anche qui spesso si parla di società e si pensa a società pubbliche come dei carrozzoni dove nel caso della raccolta differenziata le uniche cose che si riciclano probabilmente sono i politici trombati all'ultima elezione, no? Che vengono messi nei consigli di amministrazione, che quasi mai hanno competenze, che mai hanno passione e capacità e voglia di cambiare le cose, no? Noi nel momento in cui siamo stati costretti a fare una società pubblica, anche lì insomma ci avevamo messo l'anima per mostrare a tutti che poteva essere anche questo un modello di gestione pubblica efficiente, e ci abbiamo messo le risorse che all'interno dell'amministrazione comunale già seguivano il servizio, e alcuni giovani che subito si sono affiancati a noi in questa esperienza con grandi capacità e competenze e che l'hanno vista fin da subito come una sfida positiva. Questo è il nostro piano industriale, appunto elaborato dal Consorzio Priula, e questo è lo slogan che ha accompagnato tutta la nostra campagna di comunicazione, che è stato sicuramente uno degli elementi più importanti del successo di questa iniziativa. Noi abbiamo sì prodotto del materiale informativo che abbiamo distribuito per tutte le famiglie, ma soprattutto abbiamo incontrato le persone. Il nostro è un comune che ha 21 frazioni sparse per il territorio, e noi abbiamo fatto oltre 23 incontri, uno per ogni paese, abbiamo incontrato più di 3.500 persone, almeno una persona per famiglia. E io dico sempre che questo è stato l'elemento vincente di questo progetto, perché noi non siamo andati lì solo a comunicare un metodo, qualcosa che avevamo deciso, ma siamo andati lì proprio ricettivi anche nel cercare di recepire quelle che erano le istanze che venivano dai cittadini, di cercare di tradurle poi dal punto di vista operativo in soluzioni. E questo progetto è veramente, lo dico sempre, è veramente cresciuto assieme alla nostra comunità. Mi ricordo benissimo, sono queste serate, vedete qui, affollatissime. Sentivamo veramente che la gente, a parte un primo scetticismo, insomma un po' alla volta stava crescendo con noi, con questo progetto, e accettava la sfida del cambiamento. In questa foto vedete tra l'altro un incontro che abbiamo fatto molto teso con le associazioni di categoria e le attività produttive. Abbiamo oltre quasi 600 attività produttive sul nostro territorio, anche questo insomma non è stato un cambiamento facile, e a parte qualche scetticismo iniziale adesso sono tutti veramente molto contenti. Altro elemento fondamentale, le scuole. Noi abbiamo sempre investito molto, allora, e continuiamo a farlo, nell'educazione ambientale nelle scuole. Molto spesso questo è un aspetto che viene sottovalutato, che viene considerato un sovraccosto non indispensabile, e noi riteniamo invece che la comunità debba crescere attorno a questi progetti, a partire dalle scuole. Nelle scuole c'è il nostro futuro e va veramente investito nelle scuole anche per compensare tutto quello che di negativo si sta adesso facendo per l'istruzione scolastica a livello di governo, insomma. Abbiamo fatto 2 ore di lezione per ogni classe, dalle materne alle medie, e continuiamo a interessare i bambini con progetti di educazione ambientale. Li abbiamo sempre fatti collaborare con noi e condividere assieme a noi anche i progetti sul risparmio energetico nelle strutture comunali, per cui c'è un percorso di crescita che ci sta veramente dando moltissime soddisfazioni. Qui ci sono i materiali che abbiamo distribuito, vi dico solo 2 cose sul riciclabolario, che è un po' il pezzo forte della nostra comunicazione, e anche questo è nato proprio dal confronto con i cittadini. La gente ci chiedeva un modo semplice per riuscire a capire fin da subito, dal primo momento del servizio, del nuovo servizio, dove mettere ogni cosa. Il riciclabolario è stato proprio da questa esperienza, e cioè la necessità di elencare in un vocabolario del riciclo dall'A alla Z tutti i materiali post consumo, non li chiamiamo più rifiuti, di cui ci si poteva liberare,
e con a fianco dell'elenco c'è anche il colore del bidoncino sul quale riporre eventualmente anche l'ecocentro e in quale posto l'ecocentro conferirli. Questo strumento, che è stato veramente una rivoluzione, ci ha permesso fin da subito di far comprendere a tutti dove mettere esattamente ogni cosa. Questo è il kit che abbiamo distribuito di contenitori, il secchiello sotto lavello, il sacchetto in Mater B per l'umido e il secchiello per l'esposizione. Questo è il kit, insomma, il kit che è tra l'altro molto variabile, che abbiamo consegnato alle utenze non domestiche. Anche qui è stato fatto uno studio attraverso questa scheda per calcolare esattamente qual è la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti da ogni singola utenza non domestica, che so, il fruttivendolo, la cassetta di legno, eccetera, eccetera, in modo da quantificare esattamente il tipo di contenitore che serviva per quell'utenza e anche la volumetria in base a quelli che erano i percorsi e i giri e la frequenza di raccolta. Ogni contenitore peraltro ha un codice e poi è dotato di questo transponder, che è un dispositivo magnetico che identifica il contenitore con l'utenza. Per cui noi, tra l'altro, questi contenitori sono consegnati all'utenza e ogni utenza è georeferenziata. Questo significa che noi non solo sappiamo di chi sono i contenitori, ma anche dove sono sul territorio. L'operatore, prima di svuotare il bidoncino, scarica il dato con questo dispositivo e poi, quando rientra in ufficio, lo inserisce nel gestionale. Questo ci permette di sapere ogni giorno il flusso dei materiali che arrivano, per cui ci permette anche una programmazione nel tempo, ci fornisce alcuni dati rispetto ai conferimenti delle varie tipologie di famiglie, 1, 2, 3, 4 persone, e soprattutto abbiamo una risposta immediata anche rispetto ad alcune scelte che facciamo di miglioramento del servizio, perché riusciamo a registrare questi dati. Poi sappiamo che invece sul secco questo elemento ci permette anche di calcolare la tariffa. Naturalmente abbiamo intensivato moltissimo il compostaggio domestico dovunque era possibile, il 53% delle nostre utenze lo pratica, e questo è l'ecocentro, il nostro, insomma, sicuramente un pilastro del nostro sistema. Ormai raccogliamo tra l'ecocentro e a casa oltre 30 tipologie di rifiuti domestici. Non c'è più una sola cosa che provenga da un'abitazione domestica che non trovi una sua corretta collocazione all'ecocentro. Abbiamo avuto 18.200 accessi nel 2009. Ci lavorano, insomma, nei momenti di piena anche 3-4 persone. Vedete alcune scene del servizio e poi vabbè, insomma, siamo partiti. Tralascio alcune cose, insomma, che sono meno importanti per arrivare poi alle conclusioni, a farvi vedere i risultati, ma anche alcune prospettive interessanti che possono servire così alla riflessione vostra. Queste sono alcune scene del nostro paese, di come è cambiato rispetto a prima. Ecco, questo è un altro elemento importante ed è il controllo qualità che gli operatori fanno. Prima di svuotare il bidoncino fanno una verifica sommaria del contenuto e se trovano un qualcosa che è stato messo nel posto sbagliato lo segnalano con questa scheda che è in doppia copia. Una parte viene praticamente attaccata al bidoncino e l'altra viene portata poi alla sera alla società. Il cittadino è continuamente informato rispetto al corretto agire del suo conferimento. È un aspetto secondo me molto importante, perché di fatto noi non siamo mai arrivati poi alla multa, per dire, no? Però questo controllo in continuo permette di mantenere molto alta la qualità dei materiali raccolti. Questo è un altro elemento molto importante, perché più i materiali sono puri e più sono effettivamente riciclabili. Qui vi faccio vedere due servizi che adesso diamo alle famiglie. Questo è un contenitore che consegniamo ad ogni famiglia con ogni nuovo nato, insomma, che permette alle famiglie di comprimere e di sigillare i pannolini dei bambini, per cui di contenerne anche gli odori. I pannolini dei bambini possono essere conferiti in un sacchetto apposito gratuitamente all'ecocentro, pur essendo un rifiuto che va conferito nel secco, se portato all'ecocentro è gratuito, perché tutto volevamo perché un sistema così vicino ai cittadini finisse per penalizzare le giovani famiglie e soprattutto, come in questo caso, gli anziani.
Nel nostro comune ci sono 150 anziani che hanno, il nostro comune di 8.500 abitanti, che hanno problemi di indigenza e di incontinenza, per cui hanno un'elevata produzione di pannoloni, è un problema tra l'altro molto sentito per questa componente della nostra società più fragile. Noi organizziamo un servizio che è gratuito bisettimanale di raccolta dei pannoloni, e guardate, sono piccoli, tra l'altro completamente gratuito, e rientrano i costi fissi del servizio. E guardate, il fatto di avere anche un sistema di raccolta domiciliare che ti permette di tarare un servizio anche su queste piccole cose, no? Sono dei segnali importanti, ma sono dei segni di attenzione per un numero, se volete, limitato di famiglie, però sono famiglie in forte difficoltà, che vivono la malattia come, no? Come una pena di ogni giorno, insomma, no? E sapere che c'è un servizio che comunque è capace di dare una risposta a una piccola parte dei problemi che si trovano a gestire è qualcosa di veramente importante e di molto apprezzato. Poi facciamo appunto un servizio di raccolta monomateriale di vetro e cartone e anche di legno, di cassette di legno per le utenze non domestiche, e qui arriviamo ai tempi, perché vedete quanto tempo serve per fare tutte queste cose, per cambiare un sistema da prima a un sistema di raccolta così spinto. Noi ci abbiamo messo praticamente 6 mesi. Il 28 maggio del 2007 abbiamo approvato il progetto in Consiglio Comunale, i primi di giugno abbiamo costituito la Ponte Servizi, la società, durante l'estate abbiamo fatto tutto, acquistato i mezzi di raccolta, sacchetti, abbiamo anche sistemato la sede, che è un ex ambulatorio con criteri anche di risparmio energetico. Abbiamo avviato la campagna di comunicazione, è stata un'estate di fuoco, però abbiamo avviato la campagna di comunicazione, distribuito tutti quanti i contenitori, aperto l'ecocentro, dismesso tutti i contenitori stradali. Il servizio è iniziato il 16 ottobre nella prima parte del territorio e si è concluso il 26 novembre in tutto il comune. A gennaio del 2008 noi eravamo già all'80% di raccolta differenziata, e il 1 luglio del 2008 siamo passati da tassa a tariffa, cioè anzi da tassa a tassa puntuale, per cui attuando quella promessa che avevamo fatto ai cittadini di far pagare tutti in base alla loro virtuosità. E adesso passiamo ai risultati. Un primo risultato che, come anticipavo prima, è sicuramente poco considerato è la purezza del materiale raccolto. Noi abbiamo, da tutte le analisi che sono state fatte dal Corepla, il consorzio che recupera la plastica, una media del 2,5% di scarto nella plastica e dello 0,9% di scarto nell'umido. Questo significa che abbiamo a disposizione dei materiali assolutamente puri, e questo significa che dal punto di vista economico noi introitiamo le tariffe più alte da parte dei consorzi, per cui è un ritorno economico significativo che contribuisce ad abbassare i prezzi del servizio, e dall'altro significa che questi materiali sono assolutamente, completamente riciclabili. Sicuramente c'è una grande soddisfazione dei nostri cittadini. Quando siamo partiti sicuramente il problema, insomma, è stato, non è stato così semplice che l'accettazione di questo cambio di metodo, però via via veramente la situazione è stata quasi totale, insomma. Adesso nessuno pensa di cambiare più e di tornare più indietro. Anzi, noi la nostra amministrazione è ritornata alle urne nel giugno dell'anno scorso. Mi ricordo allora i gruppi di minoranza, quando siamo partiti in Consiglio Comunale, insomma, a parte che chiedevano le mie dimissioni in 15 giorni, adesso qualcuno lo fa ancora per altri motivi, insomma, perché non perdono il vizio, però avevano riempito il comune di manifesti, di cartelli, ponte nelle Alpi come Napoli, no? Facendo appunto le Cassandre. Noi, insomma, l'unica cosa che dicevamo allora: guardate, i manifesti sono di carta, metteteli nel bidoncino giallo, passiamo il martedì. E siamo andati avanti così. A giugno di quest'anno, quando è stato il rinnovo, non c'era più nessuno, erano 3 gruppi, insomma 3 liste che partecipavano alla competizione elettorale, più nessuno si è permesso di dire una parola sulla raccolta differenziata. E questo è un segnale importante, perché anche quelli che erano contrari, pur non ammettendolo mai, si sono resi conto che questa esperienza era diventata un patrimonio della nostra comunità. E guardate, questa è la soddisfazione più grande per un amministratore, capire
che una scelta di questo tipo, che è stata condivisa con la popolazione ed è cresciuta assieme alla popolazione, è diventata un patrimonio di tutti, al di là delle persone che possono rappresentare l'amministrazione in quel momento all'interno del municipio, è veramente la più grande soddisfazione che si possa avere nella politica, no? Capire che si è determinato un cambiamento che va dalla parte giusta e che sostanzialmente è diventato un patrimonio della comunità e dalla comunità viene difeso. È sicuramente cambiata anche la pulizia del decoro del nostro territorio, vedete qui prima e dopo, e adesso arriviamo ai numeri. Allora voi vedete, noi eravamo appunto al 23% nel 2006, il 2007 è l'anno proprio la fine 2007 dell'avvio del servizio, perché come vi dicevo prima alla fine di novembre il servizio era attivo su tutto il territorio comunale. Già a gennaio noi eravamo all'80%, questa era l'81,6 è la media del 2008, l'85,1 è la media del 2009, media che peraltro appunto ci ha permesso quest'anno di vincere questo premio. E adesso guardate un altro dato assolutamente importante. Questa è media dei chili mensili smaltiti in discarica. Noi nel 2006 smaltivamo 244.000 chili in discarica di rifiuto secco. Siamo arrivati ai 28.000 del media del 2009. Questo significa che noi abbiamo diminuito dell'88% il rifiuto che portavamo in discarica. È un dato assolutamente straordinario, perché pensate che attualmente, come potete vedere, un cittadino del comune di Ponte nelle Alpi produce in un mese 3 kg e 300 grammi di secco. Sono 40 kg all'anno di rifiuto indifferenziato che va in discarica. Questo è assolutamente un record, però pensate fino a che punto si può comprimere quella quota che dicevo prima di rifiuto indifferenziato da smaltire, invece che prefigurare grandi scenari impiantistici. Questo vedete appunto media del 2009 e questa è una tabella che invece è ricavata dai dati di 581 comuni del Veneto e ci dice due cose. Più i sistemi di raccolta differenziata sono spinti, raggiungono risultati 70, 80%, 85%, più diminuisce la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per cui c'è una maggiore attenzione, cioè più i sistemi sono spinti e maggiore è l'attenzione che i cittadini hanno anche nel momento in cui acquistano dei beni al supermercato, per cui selezionano quello che acquistano e producono sicuramente meno rifiuti, e naturalmente più diminuisce anche il secco indifferenziato prodotto. E i costi sono assolutamente diminuiti. Noi spendevamo nel 2007 950.000 euro, siamo passati agli 839.000 euro del 2008 e agli 810.000 euro, parliamo di costo complessivo del servizio del 2009, una diminuzione in 2 anni del 14,7%. Come abbiamo fatto? Abbiamo diminuito quella voce di costo che era così importante, che dicevo prima, che era il costo dello smaltimento in discarica. Siamo passati dai 457.000 euro del 2007 ai 56.000 euro che spendiamo nel 2009. Per cui nel 2009 abbiamo risparmiato 400.000 euro rispetto a quello che spendevamo prima per lo smaltimento in discarica. Una parte di questi soldi li abbiamo naturalmente investiti, come potete vedere da questa tabella riassuntiva, in nuova occupazione, perché per fare questo servizio in maniera molto più attenta servono più persone. Nel servizio di raccolta stradale che c'era prima erano 5,6 gli occupati, ora 11 persone lavorano per la Ponte Servizi, per cui si può dire che abbiamo trasferito una voce di costo che era smaltimento in discarica, per cui seppellire rifiuti in discarica, in nuova occupazione. Abbiamo raddoppiato il numero degli occupati e diminuito i costi complessivi del servizio. Anche questo è un aspetto importante. Se voi pensate a quello che sta succedendo, no? Ormai da un po' di anni, da 2 o 3 anni a questa parte, dove si vede insomma la cassa integrazione, le fabbriche che chiudono,
pensate a cosa significa in termini occupazionali estendere un sistema di raccolta di questo tipo su una regione, ad esempio. Noi abbiamo calcolato per la provincia di Belluno sono almeno 140 nuovi occupati. Pensate per esempio per la regione Veneto o per la regione Friuli. E parliamo non più di persone che raccolgono immondizie, ma di persone che raccolgono materiali diversi. È un lavoro completamente diverso, che sono continuamente a contatto con i cittadini, che sono degli occhi vigili sul territorio che continuamente riportano informazioni alla società o al comune. Come pagano i cittadini? Pagano appunto in base alla loro virtuosità. Un 52% del costo, che è una specie di canone, e copre i costi fissi di gestione del servizio, e una quota variabile che è tarata appunto sul numero degli svuotamenti del secco. Per cui non si paga sul vetro plastica lattine, sull'umido, sulla carta, chi fa il compostaggio domestico uno sconto del 30%, si paga una quota variabile esclusivamente sul rifiuto indifferenziato. Questo significa che più si differenzia e meno si paga. Si paga un tot per ogni svuotamento, in questo caso 12,80 euro. Questa leva è assolutamente importante perché permette a tutti di avere sotto controllo anche il frutto del proprio lavoro. Arriva a casa una bolletta che è molto chiara, nel quale vengono spiegati esattamente tutte le voci di costo, le spese fisse, i costi di gestione e anche il numero degli svuotamenti che sono stati effettuati. Qui accenno una cosa, visto che manca la Carla Poli del centro di riciclo di Vedelago. Noi abbiamo, tra l'altro, arrivati a questo punto, cercato di capire cosa c'era dentro a quel 15% di rifiuto indifferenziato che rimane ancora, e qui arriva anche la seconda parte del ragionamento rispetto a cosa fare di quell'indifferenziato che resta. E abbiamo fatto una sperimentazione con l'ARPA del Veneto e la provincia di Belluno e di Treviso, facendo proprio delle analisi merceologiche nelle varie stagioni del nostro rifiuto secco. Abbiamo capito innanzitutto una cosa importante: nel nostro secco, pur essendo tra l'altro così compresso e frutto di una raccolta differenziata così spinta e evidentemente attenta, c'è ancora un 40% di plastiche sporche e un 15-20% di sostanze cellulosiche, per cui carte sporche. Beh, questa quota, che è attorno al 40-50%, è una quota che può essere completamente recuperata in un centro di estrusione come quello che c'è al centro di riciclo di Vedelago. Sostanzialmente un impianto che conglomera attraverso un processo di estrusione a basse temperature, 180 gradi, queste plastiche, che poi vengono triturate con una granulometria differente a seconda del tipo di riutilizzo, e poi servono appunto in sostituzione della plastica per produrre questi cubetti di cemento, o per aziende che lavorano la plastica, dissuasori stradali e altri tipi di manufatti che vengono adoperati anche in edilizia. Per cui di fatto noi possiamo dire, questo è il rapporto di ARPA che ha fatto tutta la sperimentazione, del quale dice tra l'altro che il 61% del materiale del secco che noi abbiamo portato a Vedelago può essere ancora recuperato ed è stato recuperato. Allora cosa vi voglio dire con questo? Che se si può arrivare all'85% di raccolta differenziata e un 60% di quello che rimane può essere ancora recuperato, quello che resta è veramente pochissimo, parliamo di un 5-7%. Allora io dico che non ha senso pensare di costruire impianti che alla fine rischiano di spostare il problema da un'altra parte, da trasformare un problema di dove collocare il rifiuto magari in un problema sanitario, come ci spiegherà dopo il dottor Mazzi. Che non ha senso investire in grandi impianti di questo tipo. Quello che ha senso fare è che le amministrazioni comunali si assumano innanzitutto il compito che gli spetta, e cioè fare bene la raccolta differenziata. Poi del secco che resta abbiamo visto che se questi impianti vengono prodotti su larga scala si può recuperare ancora un 50-60%. Di quel 5-7% che resta io dico che se ne deve fare carico il mondo della produzione, perché non è possibile che ci sia chi produce e immette sul mercato dei beni
e poi delle amministrazioni comunali, delle persone che si debbano far carico dello smaltimento a costo di mettere a rischio non solo il portafoglio ma la salute della gente. Cioè, un paese moderno deve poter produrre dei beni composti di materiali da una parte biologici, cioè di nutrienti biologici che possono ritornare alla terra, e dei nutrienti tecnici che possono essere recuperati al 100%. Il futuro è dentro queste cose. Per cui l'ipotesi e l'opzione dei rifiuti zero è un'opzione assolutamente alla portata. Noi abbiamo dimostrato che si può arrivare molto vicini. È evidente che quello che resta, quel secco indifferenziato che resta, a mio avviso è una ferita che deve rimanere aperta, perché in quel 7% di indifferenziato c'è dentro la contraddizione del nostro sistema economico, industriale e produttivo. Lì dentro bisogna guardare, perché lì dentro ci sono le contraddizioni della nostra società. Naturalmente le scuole, dicevo prima, questi sono alcuni lavori importantissimi che abbiamo fatto fare quest'anno. Un progetto ha coinvolto 580 comuni delle scuole elementari, con questa campagna Porta alla Sporta. Qui parliamo già di interventi di riduzione di produzione di rifiuti, distributore di latte crudo, i pannolini lavabili. Noi abbiamo dato per esempio un contributo di 190 euro per tutte le famiglie che intendono passare ai pannolini lavabili. Guardate che 190 euro non è una cifra a caso, è il costo di smaltimento di una tonnellata di secco, perché un bambino da 0 a 3 anni produce circa una tonnellata di rifiuto secco. Vabbè, questi sono alcuni premi che abbiamo preso, Comuni 5 Stelle, l'Energy Med, fino ad arrivare appunto al premio dei comuni di cicloni dell'altro giorno. Io vi ringrazio dell'attenzione. Se permettete, in un secondo faccio un brevissimo spot per presentarvi questo libro, che poi potete trovare anche in un banchetto qui fuori, ed è a mio avviso una bellissima guida dell'Italia proprio del possibile. Sapete che qualche anno fa è uscito il libro La Casta, che denunciava, no, le malefatte della politica, ed è un libro sicuramente di stella di denuncia molto importante, perché ha messo davanti agli occhi a tutti quello che la politica non dovrebbe fare, che purtroppo fa e che vediamo ogni giorno. E ha però avuto, a mio avviso e a nostro avviso, anche un ritorno probabilmente non calcolato negativo, e cioè l'idea che i cittadini possano pensare che la politica è tutta uguale e che la politica in ogni parte del mondo, da Roma a Napoli a Udine a Belluno, sia tutta la stessa cosa, tagliando via così anche quella parte di buona politica che sul territorio nazionale c'è. Questo libro mette insieme, si chiama appunto L'Anticasta, l'Italia che funziona, mette insieme delle esperienze a mio avviso bellissime di comuni di tutta la penisola, che si sono espressi con progetti concreti, per cui non con enunciazioni ma con progetti concreti e attuati nel campo della raccolta differenziata, del risparmio energetico, della produzione di energia da fonti rinnovabili, di tutela del territorio, del paesaggio, di nuovi stili di vita, con dei progetti assolutamente interessantissimi. È un libro che è stato curato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, di cui noi facciamo parte, è scritto da Marco Boschini. C'è anche un intervento del comune di Ponte delle Alpi che ho scritto io. Ci sono interventi tra l'altro di Alex Zanotelli, di Francesco Gesualdi, Maurizio Pallante. Insomma, è un libro molto interessante. C'è anche un DVD alla fine, ed è un documentario che è stato girato in tutti questi comuni, ed è una bella panoramica, insomma, sull'Italia che funziona. Qui dentro, se si volesse guardare con attenzione, potrebbe esserci un programma politico che su larga scala veramente potrebbe portare un po' di buonsenso in questo paese. È un libro, come dice la copertina, per quanti sognano ancora di cambiare il paese piuttosto che di cambiare paese. Grazie. Grande grazie Assessore. Passerei subito la parola al Sindaco di Campoformido, Andrea Zuliani, che deve andare via. Grazie, buonasera a tutti. È interessantissimo, grazie all'esperienza di Ponte delle Alpi. Tra l'altro a Campoformido, io sono qui e ringrazio il Comune di Udine, il professor Onsel è andato via, ha lasciato l'assessore Corattini qua a rappresentare la città. Io rappresento un comune che ha fatto già queste scelte proprio nel 2006.
Tra l'altro, prima considerazione, alcuni comuni, 6 per la precisione, tra cui anche Pasian di Prato, Pozzuolo, qui nell'Interland di Udine, con la società di gestione IT 2000 nel 2005 hanno fatto questa scelta. Hanno fatto la prima parte del percorso, quindi nel 2006 siamo partiti con la raccolta differenziata spinta. Oggi siamo tutti e tre questi comuni attorno al 75, 77, 78% e non abbiamo ancora completato il giro, perché tra l'altro l'ecopiazzola unica è un investimento che stiamo tutti e tre questi comuni la stanno facendo, anche perché parleremo un po' delle norme, delle leggi, no? Così importanti che cambiano e obbligano anche i comuni a fare certe cose e quindi anche i cittadini. E stiamo per aprire l'ecopiazzola unica che ci porterà al sistema quasi come il vostro, e non è un caso, perché noi nel 2005 siamo andati proprio a Treviso a impararlo. E la prima considerazione che volevo lasciare qui all'uditorio, alla platea, ai relatori è proprio questa: in realtà è stato un motu proprio di 6 comuni della provincia di Udine che insieme col loro gestore, IT 2000, sono andati in Veneto a imparare, e abbiamo avuto noi l'avventura, il coraggio di proporlo ai nostri cittadini quando eravamo nel 2005. La provincia di Udine, che è l'ente che sta a sovrintendere le autorizzazioni per le discariche, fissa le regole per la gestione dei rifiuti e così via, in realtà stava andando contro questo tipo di filosofia, perché in realtà propugnava, come fa anche oggi tra l'altro, nuove aperture di nuove discariche. Con 4 anni... o inceneritore. Tra l'altro Campoformido poi è un caso particolare, qui c'è qualche cittadino che non è di Campoformido ma conosce bene la nostra storia. Campoformido siamo partiti da comune viziato, siamo arrivati a comune virtuoso. Perché comune viziato? Perché noi avevamo una discarica, che era quella di un privato, la cartiera, che consentiva il conferimento dei rifiuti tali quali addirittura, quindi senza nessun tipo di differenziazione, nella discarica a 30 euro a tonnellate. 30 euro a tonnellate nel 2006 sono diventate 90 euro, quindi triplicate. Perché? Perché la discarica è stata chiusa per rischio di inquinamento, il processo è tuttora in corso. Quindi i cittadini sono passati da 30 a 90 euro subito. L'estate stessa poi è stato incendiato, e ancora non si capisce bene, è stato scritto un libro anche su quello, l'incendio di Rive d'Arcano, che era il centro di smistamento, e questo ha comportato un salto ulteriore da 90 a 120 euro. Oggi siamo a circa 200 euro a tonnellata per quanto riguarda il conferimento in discarica, ovviamente del residuo indifferenziato. Se noi siamo riusciti a passare da 40 a 75% di differenziazione, vuol dire che rimane il 25%. Però ovviamente tutto questo funziona, giustamente come è stato detto, solo con la collaborazione dei cittadini. E guardate che anche noi siamo passati, ricordo molto bene quando vedevo le fotografie di queste assemblee infuocate, ci siamo sentiti dire di tutto dai cittadini, che non volevano assolutamente fare questo sacrificio. Beh, vuol dire, come ha detto anche giustamente prima il relatore, l'anno scorso anche noi a Campoformido siamo stati a elezioni, eppure anche lì, dopo che per mesi prima si parlava di sacrifici e di confusione, no, da parte delle famiglie, di non accettazione del sistema, grazie all'informazione, grazie alla scuola, grazie alle associazioni, grazie quindi alla collaborazione della famiglia, tutto questo poi si è rivelato un successo. Ma detto questo non finisce qua. Le sfide future dove stanno? Beh, sicuramente ogni comune dovrà fare dei centri di raccolta a norma. Qui magari spiegherete dopo cos'è la legge finanziaria, che il 30 giugno ha fatto decadere i termini per l'apertura delle ecopiazzole non a norma, quindi le ecopiazzole devono essere a norma oppure vengono chiuse. Questo significa investimenti, e queste sono le leggi un po' all'italiana, no? Perché obbligano a rispettare delle regole, ma poi dopo i comuni i soldi dove li prendono? Punto di domanda. E avanti, questa è la seconda provocazione, no? La prima provocazione è
siamo andati noi comuni controcorrente perché la provincia non stava educando i comuni a fare gli esempi virtuosi, ma al contrario, no? Aprire discariche. A questo punto siamo a considerare le leggi, ma ci sono anche le leggi europee, perché poi nel 2012 tutti devono avere il 65% di raccolta differenziata, altrimenti pagheremo le multe e vedremo che cosa succederà in regione, perché se la provincia di Udine, come sta accadendo, arriverà anche il comune di Udine, ma questo lo dirà Corattini, arriveremo come provincia dilagando, no? A macchia d'olio questo principio della raccolta differenziata spinta, arriveremo a farlo, non sapremo cosa farà Trieste, perché Trieste invece è molto indietro e quindi c'è il rischio che tutti i cittadini del Friuli paghino multe perché Trieste non riesce a fare la differenziazione. Altro problema. Ma non è finita qui, perché di fatto in realtà il fattore chiave di successo è sicuramente la coscienza e la cultura ambientale. Tutte le considerazioni vanno sottoscritte, quelle che sono state dette, però bisogna far risparmiare i cittadini, bisogna che la raccolta differenziata non sia tutta sulle spalle dei cittadini che devono fare i sacrifici in casa, no? Di separare l'umido dalla plastica, la carta, il vetro e così via, e anche pagare bollette più care. Bisogna che la regione che sta, Friuli Venezia Giulia in questo momento, che sta facendo il nuovo piano regionale sui rifiuti e la provincia che dovrà concordare poi queste cose, deve incentivare i comportamenti virtuosi. Se non lo fa, rischiamo tutti. Ultima considerazione, sempre in termini di leggi, c'è anche il decreto Ronchi, c'è anche il fatto che acqua e rifiuti al 31 dicembre 2011 cadono tutte le concessioni attualmente in corso e devono essere fatte le gare e quindi c'è tutto un tourbillon in questo momento in provincia di Udine sia per l'acqua che per i rifiuti, che ci porta sperabilmente verso un gestore unico, perché possa questo gestore unico fare una garetta del suo 40% e quindi mantenere in vita gli enti pubblici. Su questo sicuramente, cari concittadini di Udine e di tutta la provincia, ne parleremo nei prossimi mesi, perché sarà il tema dei servizi di utilità dei comuni in provincia. Come salvare il patrimonio di decenni, addirittura alcune società pubbliche di gestione dei rifiuti e dell'acqua hanno 40 anni, 50 anni, no? E sono totalmente pubbliche. Come riusciremo a salvaguardare? Come ne usciremo? Sarà una bella sfida e di questo sicuramente ne parleremo. Quindi, concludo, ringrazio Genero, ringrazio tutti voi per l'ospitalità. Mi scuso, devo andare a un'inaugurazione, anche se mi hanno detto che partirà alle 8:30, quindi va bene, finalmente dopo 30 anni si chiude il semaforo di Basaldella e bisogna che vada a farmi vedere. Ringrazio tutti voi, sicuramente ci rivedremo ancora, perché sul tema, ripeto, dei rifiuti, ma vale anche per l'acqua, tutti i servizi comunali, ci giochiamo una bella fetta del futuro, perché sarà sempre più difficile, bisogna sempre più inventarci, stare al passo coi tempi, inventarci soluzioni per i servizi ai cittadini di qualità, sì, ma economici. Grazie. Bene, noi abbiamo qui con noi anche il dottor Mazzi che ha dei dati molto pesanti, preoccupanti, seri su quelle che sono le conseguenze sulla salute degli impianti di incenerimento. Mi ero dimenticato prima di salutare l'assessore all'ambiente di Udine, il signor Crottini, non so se anche lei vuole qualcosa. Sentiamo. Ok. Un'ultima cosa che di solito si sente dopo gli interventi come quello dell'assessore Orzes e del sindaco Zuliani. Molti, durante alcune altre conferenze che abbiamo fatto in passato, ci hanno detto sì, vabbè, ma sono 8.000 abitanti, 10.000 abitanti, lì è facile, ma a Udine, ma in grandi città, come si fa a fare ottenere questi risultati? Noi a tal proposito avevamo sconvolto quella volta il sindaco di Cervignano portandolo a una conferenza con lo scienziato Paul Connet, che aveva parlato proprio di
una trasformazione della raccolta differenziata a San Francisco, quindi si parla di milioni di abitanti che sono passati al porta a porta, che sono passati a nuove piazzole ecologiche, arrivando alla politica di rifiuti zero in una città enorme. Quindi una miniatura di San Francisco e il comune di Ponte nelle Alpi, però il numero degli abitanti non c'entra, cioè se si vuole si fa anche in grandi città questo cambiamento. Prima ho accolto l'assessore con una battutaccia dicendogli che gli avrei fatto portare a casa tutte le lattine e le bottiglie, perché qui al Parco del Cormor ci sono solamente i sacchi neri in cui si butta tutto, e nel bar probabilmente chissà quanta cosa ne stiamo buttando in discarica in questo momento. Cioè, speriamo, sì, però nei sacchi ho visto tutte le bottiglie, di tutt'altro. No, nel giro no, vabbè. Una cosa sulla plastica, io non dico il nome del negozio perché ci hanno detto da tutte le parti che stiamo facendo pubblicità, però ci sono dei negozi che permettono di non produrre più rifiuti di plastica, quindi oltre al servizio di cui abbiamo parlato dell'amministrazione che facilita il lavoro ai cittadini, ci sono dei supermercati che stanno facilitando ai cittadini proprio il lavoro di differenziazione dei rifiuti, che comporta poi una presa di coscienza di tutti quelli che sono i materiali che abbiamo in casa. Ci sono dei nuovi negozi che stanno nascendo anche a Udine che permettono di andare a fare la spesa sempre con le stesse bottiglie, quindi una volta che uno compra la bottiglia di plastica con il sapone, il detersivo, il bagnoschiuma, tutti i prodotti che noi compriamo al supermercato, questa bottiglia resta idealmente per tutta la vita. Se noi ce la portiamo a casa, finiamo il prodotto, rimettiamo nella nostra borsa di tela rigorosamente la nostra bottiglia di plastica e ritorniamo al negozio a riempire la nostra bottiglia senza comprarne un'altra. In questo modo la bottiglia non finisce mai nei rifiuti e viene continuamente riusata. Questa è ancora una tattica di riduzione della produzione dei rifiuti che anche a Torino in certi supermercati ho visto l'hanno fatta in grandi quantità e ha portato degli ottimi risultati con la gente che va a fare la spesa con la borsa piena di bottiglie da riempire. E anche questo cosa vuol dire? Che io non pago il costo della bottiglia ogni volta, e anche qui il prodotto costa molto di meno, a volte quasi la metà in certi casi, almeno io che sto facendo la spesa così ho dei risparmi veramente considerevoli, però non è compito mio stasera parlare, però volevo dire queste cose, sembravano importanti. Cedo la parola al dottor Mazzi.